Sono proprio contenta, soddisfatta di averlo rimesso qua. Perché mi mancava la mia postazione, che è comoda perché alla fine ho tutto, comoda, oddio, è un po' troppo vicino allo schermo del computer perché è grande. Dovrei essere un po' più distante, ma siccome io non ci vedo neanche da vicino ormai, va bene così, insomma. E mi sono appuntata che devo chiedere del secondo tampone perché oggi mi chiameranno di nuovo, perché quando si è in quarantena praticamente il personale dell'ufficio del Dipartimento di Igiene eh, chiama ogni giorno praticamente, una volta al giorno ti chiamano, uno di loro chiama e tu devi dirgli la temperatura, i sintomi, queste cose qua, insomma. Chiedono anche se hai bisogno della spesa, se hai bisogno di qualcosa in particolare, di medicinali, e loro poi magari vedono di aiutarti in qualche modo, ma io avendo Franz per fortuna che può uscire, mi sono arrangiata, insomma. Non vedo l'ora di fare l'analisi, di avere la risposta, di capire se ci sono dei valori sballati. Se non è niente, non mi spiego le linee così di febbriciattola. Ehi Pepe, ci sono i chip? Ci sono i chip, amore? Beh, insomma, mica tantissimi, vero? Qua anche hanno mangiato, C'è un gatto. Un gattino. Quello è un gatto, è simile a... Ma sembra tanto Max, ma non è Max. È simile. È là nell'orto. È dentro o fuori? O forse nel recinto o è fuori dal recinto, non lo so. Vero, Bubi? Già, ci sono anche gattini qua, Sì. Ehi Pipo, ciao! Ciao! Tieni un po' il nasino sporco. Mi sono persa panna per strada. Peppe, sei proprio geloso. Ah sì, sei proprio geloso. Eh? Facciamo la colazione. La pappa! Ah! La pappa! Grazie! Non mi ricordo chi di voi, ma mi ha detto che non sapeva che esistessero i termometri, quelli ecologici. Sì, esistono. E questo è di questo marchio, ecologico, senza mercurio. È un'altra, ci sono altri metalli praticamente, invece che il mercurio. È sceso un attimo da prima, ma insomma era 37,4. E questi però sono molto più difficili da mandare giù. Il mercurio con una 1-2 era già giù a 34 tipo. Invece questo qui è più difficile da mandare giù, decisamente, al mio vecchio iPhone 5S, perché funziona ancora, l'ho caricato l'altro giorno, vabbè adesso è spento, perché lo volevamo usare per le varie app, per guardare la TV online praticamente, tramite Chromecast. Invece che usare i nostri telefoni personali, usare solo un dispositivo, però boh, vediamo. Vero Pepe? Pepe, Vediamo. Hai mangiato, Era mi buono. avete anche scritto che quando avete la febbre voi non riuscite a fare pulizie, non riuscite a fare niente. In realtà la mia non è febbre alta, perché anch'io se avessi 38, 38 e qualcosa non riuscirei a fare niente. Chiaramente quando si ha qualche linea, 37, 3, 4, 5, 6, si senti la stanchezza, ma riesci a fare lo stesso le cose, non è debilitante così tanto. Vado a togliere l'apparecchio perché ce l'ho ancora su e tra l'altro c'è una bolla su un dente perché non è stato fatto proprio benissimo. Ricordo questo, c'è una bollicina. E vabbè, comunque vado a toglierlo. L'altro giorno pensavo di aver perso la chiavetta che uso per toglierlo. Pensavo di averla fatta andare giù per il lavandino. Ero già in crisi, ero già in panico perché comunque è difficile da togliere. Io ancora non riesco a toglierlo, cioè mi si rompono le unghie, non ce la faccio. E quindi ho bisogno assolutamente di questa chiavetta. Ero in crisi, basta, ero persa e avevo anche guardato per terra,
ma niente, mi ero ormai convinta che fosse giù per il lavandino e dopo qualche ora sono rientrata in bagno, era sul tappeto. Che fortuna! No, davvero, se no io mi perdo. Perché questa serve per staccarlo, no? Ecco, già meglio. Senza già meglio, là ci sono bollette. Devo ancora fare l'ecografia alle anche, ve le ricordate quelle cose lì? Ecco, devo ancora fare tutto. Ce l'ho a maggio, non mi ricordo però che giorno, che ve l'ho detto che ero in malattia, no? Domenica è finito il contratto di lavoro, domenica 19, quindi quella appena passata, e riprenderò appena starò bene, insomma, quindi mi rifaranno il contratto e sì, il lavoro ce l'avrò comunque in ogni caso, ma finché sono così non me la sento di tornare, anche perché devo capire cosa ho e se lavoro non posso andare a fare analisi, non posso andare a fare niente perché lavoro di mattina, quindi ecco, e dovrò chiedere o delle ore o il giorno completo perché ce l'ho in un orario che non posso spostare, cioè sarebbe la quinta volta che sposto l'appuntamento, una cosa del genere, e ormai non me la sento più di spostarlo, ormai voglio fare sti esami e basta perché no. Ah, e devo anche chiamare perché devo chiedere di fare anche i raggi lo stesso giorno. Allora, ho appena mangiato un pezzo di cioccolata. Situazione. Allora, ho sentito il medico, ho sentito anche quelli del Dipartimento di Igiene, ho chiesto di fare un secondo tampone e quindi mi chiameranno loro per sicurezza perché poi io, dovendo rientrare al lavoro, voglio essere sicura, insomma. Adesso devo guardare i certificati, le impegnative delle analisi, voglio vedere cosa c'è scritto, che analisi devo fare perché ho... Ah no, forse uno solo. No, un'impegnativa. Comunque devo andare a vedere che cosa c'è scritto. Farò solo le analisi del sangue. E cos'altro? Ho appena messo sull'acqua per la pasta, sono in ritardo perché già mezzogiorno è 21, quindi sono già un po' in ritardo. Ma mi sono persa a pagare le bollette online perché io non l'avevo mai fatto e quindi ho pagato le bollette, insomma, tramite la mia banca, con l'Unicredit si può fare e quindi ho pagato tramite banca stavolta senza dover andare in posta, in ufficio. Non mi va, sinceramente non mi va, non mi sento neanche sicura. Peppe, cosa stai facendo con questa cuccia? Ma Peppe, la cuccia è al contrario. È uscito un raggio di sole. Vero Panna, un raggio. C'ho i tappeti da lavare lì, li sto tenendo qua fuori perché sto aspettando il momento giusto per lavarli. E che poi deve fare anche caldo, quindi sto aspettando di stare un attimo meglio e che faccia un attimo più caldo di nuovo. Così Panna. Panna. È al sole. E poi stavo meditando di togliere questi pannelli e di mettere la rete, quella marrone, quella che è oscurante, marrone, perché questi pannelli fanno schifo. Non mi avete mai detto niente in realtà nei video, ma io sono la prima a dire che facciano schifo. Davvero fanno schifo. No, stiamo pensando di toglierli. Questi qua li usiamo per mettere via la legna, quindi li mettiamo tra il muro e la legna per non rovinare il muro, però ci siamo detti alla fine che il muro non si rovina in ogni caso. Abbiamo deciso di eliminarli, ma non buttarli. Attenzione, perché questi pannelli qua meglio non buttarli, possono essere utili. Sono pannelli isolanti, per cui possono essere comunque comodi per qualcosa. E siccome ne abbiamo anche altri, non abbiamo solo questi qua, li metteremo via da qualche parte. E niente, qui ho pensato proprio di mettere un telo oscurante marrone, così si confonde con il poggiolo.
Ora della doccia, qui ho il mio scrub con il caffè. Qui c'è caffè, gel d'aloe e poi ci avevo messo anche del sale grosso, ma presumo si sia sciolto. Poi c'è olio d'oliva che è formidabile per la pelle. Non mi piace per far da mangiare, quindi lo uso per fare gli scrub. E poi cosa ci ho messo dentro? Un po' di bicarbonato, perché quello sfoglia un po' più delicatamente. Poi c'è, vabbè, c'è il caffè. Questo caffè, mi raccomando, non usate quello nuovo, usate i residui della moka, cioè quello già fatto, insomma, oppure delle capsule. Io ad esempio apro le capsule, ho l'aggeggino apposta e recupero quel caffè per fare lo scrub. E niente, quindi è ora di fare questo scrub e preparare la pelle per il sole. Sì, io ho la febbre, ma penso al sole, sono io. Sono io. E io senza la stufetta non mi so fare la doccia, quindi la stufetta che va, non funziona più la fiamma, cioè si è fermata. Vediamo se spegnendo, no, si è proprio rotta, perché c'era la fiamma che faceva l'effetto. Bene, si è rotta la luce probabilmente, quella, boh, il meccanismo. Però devo dirvi che questa qui non consuma niente praticamente. In bolletta cioè non si nota neanche, e la tengo accesa anche per un'ora, cioè come niente. Non tutti i giorni, ma la tengo accesa tanto, soprattutto d'inverno, e non consuma. E dopo vi faccio vedere anche che pigiama metto, perché i pantaloni non mi sono più così stretti come mi erano stretti l'anno scorso. Comunque sono dimagrita in questo periodo. Dai, via con la doccia, su. I pantaloni su questa gamba qui sono un po' più stretti perché questa gamba è più grossa dell'altra. Comunque, e invece qua sono larghi, cioè qui. Invece di qua sono proprio tirati. Il pigiamino è questo, che è del Lidl. E niente, è una camicetta, c'è anche la taschina. I pantaloncini. Ecco, comunque mi sono pesata. Non ci si pesa la sera, ma io l'ho fatto e sappiate che peso ancora meno di ieri mattina. 55,4. Cioè sono dimagrita da quando sono a casa all'incirca 2 kg, se non di più. Cioè circa 2 kg e qualcosa sono dimagrita in un mesetto, che non è neanche male sinceramente, ma non è normale. Non è normale. Però devo dire che non mangio neanche tanto, perché non ho tanta fame sinceramente. E boh, dai, vado a fare qualcosina di là in cucina. Ecco qua la torta, aspettate 3 minuti, 38, 39, 40, 41 circa, ma facciamo anche di più. Qua c'è la torta, che si è un po' bruciata questa volta e adesso è un po' calata perché era un po' più grossa, ma si è bruciata un po' perché l'ho lasciata un po' troppo, più di 20 minuti, e quindi niente, si è bruciata un pochino, ma insomma. Questa volta non ho messo la frutta, perché ho solo le banane, ma le banane non mi piacciono, come vi ho già detto nel video della ricetta, e quindi non ho messo niente stavolta. Boh, dopo assaggio.